Buongiorno, parlerò dell'approccio digitale alla centro dell'assistenza. Il primo problema è perché l'approccio digitale a un'assistenza centrata sul paziente. L'Alleanza Internazionale delle Associazioni Pazienti ha posto il tema della parte assistente all'RP, in quanto l'interesse degli attori che si muovono sulla scena dei sistemi sanitari possono divergere da quelli dei pazienti a volte condividere con questi. L'analisi è che lo strumento digitale strumenti idoneo a far sì che tutti gli interessi posti intorno a quelli del paziente siano a questo subordinati. Dopo aver mostrato che un problema medico è un problema informatico, ricorderò quali sono i principali standard di politica che effetti di informatica sanitaria in medicina, spiegherò le strategie della scelta dei dati radiologici e passo per aggiustare la progettazione del sistema, visualizzando alcuni test manuali in uso. Concluderò presentando le prospettive e l'esempio di cartella prodotto dall'applicazione. Dopo aver acquisito informazioni tramite l'analisi e la visita, si scelgono quali sono le date diagnostiche da effettuare e i risultati di questi si fanno scegliere i trattamenti. Il risultato delle indagini diagnostiche e la risposta ai trattamenti aggiungono altre informazioni a ciò che sappiamo del paziente. Il sistema paziente diagnosi terapia si basa sulla conoscenza della medicina e a sua volta la incrementa. Quando un paziente risolve laboratorio, i dati acquisiti vengono riportati sulla scheda o qualche volta memorizzati su un personal computer del medico. Se ricoverato, tutti vengono registrati nella cartella clinica. Gli esami di laboratorio solitamente sono stampati su carta, le immagini radiografiche sull'asta memorizzate sul CD, qualche volta per altri esami sono legati dei dati delle foto. In casi di visita laboratoriale, tutto quanto viene consegnato al paziente perché lo conservi, in caso di ricovero viene lasciata una lettera di dimissione e la cartella viene archiviata. In ogni caso tutte le informazioni sono estremamente frammentate e disperse, il loro recupero è difficile, qualche volta impossibile. Cosa succede se nessuno ha accesso all'informazione completa? È facile che le cose vadano storte. Ci sono gli studi dell'Istituto of Medicine americano sugli errori medici preventivi e evitati in ambito ospedaliero per anno. Risultano essere 44.000 come una bomba atomica su una casa di ogni anno che scopre. Ricordiamo quali sono gli standard e le politiche di medicina. Esiste un'organizzazione, l'HLS, che si occupa di standardizzazione a livello sanitario internazionale negli Stati Uniti in altri 55 paesi, mentre per l'Europa la standardizzazione è affidata dal CEN. Per quello che riguarda il formato dei messaggi, si sta orientando verso la generazione sistematica dei messaggi a partire da un unico modello di riferimento e l'automatica descrizione del formato secondo l'approccio della famiglia dei messaggi ML. Per quello che riguarda invece il linguaggio, la nascita nel libro Medicine ha avviato un ambizioso progetto denominato di Fire Medical Language System per la costruzione di unità di un linguaggio codificato di metadati relativi ai pazienti di utilizzo. A livello di strumentazione diagnostica esistono alcuni standard di fatto, tipo DICOM per quello che riguarda le immagini, ECG DICOM per l'elettrocardiografia e UNIDES per la strumentazione di laboratorio. L'OMS si occupa direttamente delle politiche di medicina, i nostri interessi sono le politiche che riguardano le diagnosi, le procedure diagnostiche terapeutiche codificate nell'ICD, ICD 9CM e quelle che riguardano i farmaci codificati negli ACC. La scelta dell'ambito radiologico, perché sicuramente le cardiopatie sono la patologia prevalente a livello di paesi occidentali, quella con più alta mortalità, presentano un'età di incidenza relativamente più giovane rispetto alle patologie neurologiche e hanno una sopravvivenza decisamente più lunga rispetto a quelle oncologiche, quindi interessano un pubblico più basso. Passiamo alla progettazione del sistema. Il principale interessato è chiaramente il paziente cardiopatico perché veniamo alla fila della sua salute e accanto a lui il cardiologo che è un specialista che si occupa direttamente della diagnosi e delle cure della terapia. Anche gli utenti dell'emergenza che si trovano a affrontare situazioni critiche e senza disporre delle informazioni necessarie risultano essere interessati e quindi il dipartimento di informatica appare responsabile del progetto e responsabile della gestibilità. Tutti gli utenti possono accedere al sistema tramite il password e username trattandosi di dati sensibili. Per il paziente cardiologo l'inserimento del dato comporta la separazione dell'utente e la richiesta di inserimento del codice fiscale, quindi invio al medico del data per resettato della password. Il cardiologo può proporre al paziente la registrazione, dopodiché risalita le schede dei pazienti che sono poi registrate per modificare e aggiornare il loro report. Il report è anche producibile dal paziente relativamente ai propri dati e il paziente può aggiornare la sua scheda clinica. Entrambi possono inviare le file che vengono memorizzate sul server
una directory identificata dalla codice fiscale del paziente creata al momento della registrazione. Il sistema si divide in tre componenti che risiedono su tre diversi dispositivi: analisi system client che risiede su personal computer con sistema operativo Windows compatibile con il framework NET 2.0, analisi system mobile allocato su uno smartphone con sistema operativo Android 2.1 superiori e che sia compatibile con le API 10. Il server è una macchina server con sistema operativo Windows su cui siamo installati PHP5 di Messico. Il protocollo, il sistema è un sistema mobile time server, quindi deve visualizzare il protocollo di comunicazione per interfacciare le diverse fasi. Il protocollo, le richieste le comunicate al server tramite il protocollo HTTP con metodo POST e vengono ricevute le risposte non date tramite video prodotte dal server stesso. Il database è un database SQL per gestire la registrazione e la comunicazione degli utenti e i dati che sono ricontenuti sul database sul server. Nella progettazione si è utilizzato il FAT per memoria di controller distribuendo le funzionalità delle diverse fasi secondo l'implementazione effettuata. L'implementazione della parte business che è a cura del mondo, invece la logica di presentazione del lavoro e quella del controllo del controller. Tralasciamo le tecnologie, eventualmente ne parliamo più tardi. Per quello che riguarda i test effettuati, vengono mostrati qui il test effettuato con il client, l'inserimento corretto e l'inserimento esatto della password. Con il mobile invece si è simulata l'acquisizione del video di immagine e l'inserimento di un codice fiscale non presente nel sistema. Abbiamo previsto il manuale utente per ciascun tipo di utente, mostriamo quello del medico, prima abbiamo visto il login, con login corretto si apre questa finestra e bisogna entrare il paziente registrato dal medico. Il medico potrà registrare la nuova patente da questa finestra, oppure potrà selezionare la patente presente e accedere alla scheda del paziente, dove potrà modificare l'analisi, molti pulsanti di modifica, portare veramente a notare e salvare le modifiche effettuate e poi inserire i dati relativi alla lista. Motivazione, dati i parametri medici, pressione, peso corporeo, glicemia e poi il motivo della lista dei dati richiesti, cioè prescritte, eventuali esami della stessa data e effettuati. Le caselle di testo cambiano colore a seconda che non siano state effettuate modifiche, le modifiche siano state effettuate non ancora salvate oppure siano state salvate. Qui è raffigurato l'invio di un file di tipo immagine, si apre la cartella di dialogo in cui viene selezionata l'immagine, la versione del pulsante invio invia il file al server, il quadrato rosso diviene in colore verde per segnalare che l'invio è corretto, altrimenti compare una notifica di messaggio di file non inviato. Al centro è una finestra che vede il dialogo del paziente con il medico, in quanto quello che compare sono i dati che il paziente ha aggiornato della sua scheda clinica, inseriti in ordine cronologicamente inverso, in modo che ciò che è stato inserito precedentemente appaia per prima. Infine, nell'ultima finestra, vediamo la memoria di quello che è inserito il medico nelle visite precedenti, cioè le terapie gestite, le visite effettuate. E qui abbiamo la tabella di fattori di rischio cardiovascolare che evidenzia il grosso fattore di rischio cardiovascolare presenti in verde e assenti. Infine è comparso il messaggio che il report è stato creato correttamente. Vi sono alcuni sviluppi immediati da portare avanti, che sono quello della stampa delle carte degli esami effettuati, delle richieste e della terapia. Altri subito da implementare che sono quelli relativi alla problematica della sicurezza e della privacy, perché l'applicazione possa essere messa in rete. Per quello che riguarda gli sviluppi futuri, invece possiamo pensare all'interfacciamento con le varie apparecchiature, implementando il standard item, il GSP e le UBIS. Possiamo pensare di implementare le codifiche già presenti nella medicina, quindi facciamo riferimento alle patologie, ai codici di diagnosi, alle strutture diagnostiche terapeutiche, le altre risultate e i codici relativi ai farmaci. A prescindere di queste cose sarà possibile fare un periodo di passi e quindi rendere capace il software di suggerire al medico quali sono le beneficie per un paziente una volta che è in grado di conoscere le patologie e le terapie effettuate. Ulteriori progressi potrebbero essere quelli di fissare degli obiettivi terapeutici e far riconoscere all'applicazione nell'ambito della popolazione registrata quale trattamento può essere migliore rispetto a un altro. Concludiamo dicendo che quando iniziai a studiare l'informatica, che si è permesso nel settore sanitario delle ore che mi spettavano dall'alto per seguire,
5 miliardi di dollari per il marketing, veramente anche. Quindi, però ci dice come viene, qual è l'informazione che arriva ai medici e tanto più pazienti tramite i vari medici. Avere la possibilità di vedere tutte quante le informazioni sottoposto ci fa capire se un farmaco è stato cambiato perché il medico è stato invitato a fare già quello, se è stato convinto, perché le forme di disinformazione sono tante, perché per esempio non bastano stare 12 ore